E subito sfida al vertice, prima contro seconda nel girone C del campionato Under 15 regionale. Al Pietro Gangemi il Torregrotta, primo della classe a quota 25 punti, ospita la Gifra Milazzo, attardata di 4 lunghezze. Una vittoria permetterebbe ai rossoblù guidati da Giuseppe Borelli di scappare via già alla prima curva del girone di ritorno. Una vittoria dei Mamertini riaprirebbe definitivamente i giochi. Arbitra Giuseppe Morabito di Messina, ripresa e montaggio a cura di Francesco Morabito, l'11 del Torregrotta, la Mazza, Licandro Antonazzo, Gangemi Mia, Pino, Cutispoto, Raimondo, Pulito, Vento, Bambaci. Inizia la partita e dopo 3 minuti palla allargata proprio per Bambaci, cerca la conclusione con il destro, pallone che finisce però oltre l'incrocio. Minuto 8, prima chance anche per la Gifra Milazzo, palla lunga in zona d'amico, se la sistema l'attaccante, prova a girarsi tra la selva di maglie avversarie, destro a incrociare, pallone di poco a lato. Minuto 13, il Torregrotta si ripresenta in zona offensiva con Vento che si allarga a destra, l'attaccante riesce a passare, mette il pallone in mezzo dove c'è il tentativo col tacco da parte di Pulito che viene sporcato e finisce in bocca al portiere. Minuto 15, angolo di Raimondo, il tentativo di Vento di testa finisce alto. Minuto 21, il Torregrotta, slalom gigante da parte di Pulito che passa in mezzo a 3 avversari, ne scarta anche un quarto, lo mette giù sinistro che finisce a centimetri dalla porta, sfiora all'1-0 la formazione di mister Borelli. Al minuto 25, calcio di punizione di Raimondo, arriva Vento che segna con la zampata il gol che vale l'1-0 dei padroni di casa. Si sblocca il risultato al Pietro Gangemi proprio quando il direttore di gara fischia 2 volte mandando le formazioni negli spogliatoi. Il Torregrotta conduce 1-0 sulla Gifra Milazzo, decide il gol di Vento al minuto 25. Partiamo con il film della ripresa, entra Grasso, fuori Pulito. Minuto 38, la Gifra prova a rientrare in partita, il pallone rimane in campo, arriva da Stone ma la Mazza riesce ad alzarla bene in calcio d'angolo. Minuto 45, spingono ancora i milazzesi vogliosi di trovare il pareggio, ricordiamolo, big match nel campionato Under 15. La sfera arriva ad Astone che cerca la conclusione in area di rigore, si gira, colpisce la traversa, il pallone rientra in campo, sfortunatissima la Gifra Milazzo. Minuto 55, Torregrotta che cerca il gol del raddoppio, cross sul secondo palo, colpo di testa da parte di Bambaci, il portiere Gitto riesce a metterla in calcio d'angolo. Si ripresenta la formazione di mister Borelli in zona offensiva con la conclusione di Vento, ma ancora una volta il portiere Gitto è bravo a bloccare. Minuto 60, c'è un cambio per il Torregrotta, fuori Vento, dentro Giunta. Minuto 62, proprio il neo entrato Giunta semina il panico tra le maglie avversarie, cerca la conclusione, finisce di poco al lato. Minuto 66, il Torregrotta vuole chiudere la partita, è Raimondo protagonista dell'azione, il centrocampista dà uno sguardo in avanti, pesca perfettamente Bambaci, ha tanto spazio davanti a lui, Bambaci sterza sul mancino, poi invece prova il destro, il portiere se la ritrova tra le braccia, occasionissima per il Torregrotta che adesso sembra avere la meglio sugli avversari. Il tentativo infatti è per Bambaci che rientra, il cross su cui Giunta però non arriva alla deviazione. Minuto 70, entra Campagna, esce Bambaci, alla fine allo scadere nel recupero arriverà il gol del 2-0, topica dell'estremo difensore Gitto dopo una grande prestazione. Il gol è quello di Raimondo che vale il 2-0 definitivo, scappa la capolista Torregrotta nel campionato Under 15 regionale 2-0 alla Gifra Milazzo. Un cordiale saluto amici di Wisport e come sempre alla prossima.